Senatore Amidei, preso al volo come sempre, poi lei è sempre disponibile, poi dopo c'è questo da dire. Grazie. Qua, tra l'altro uno sfondo floreale importante, siamo ad Albarelle, questa perla dell'Adriatico da una parte, ma soprattutto della provincia di Rovigo. Come si può, secondo lei, esportare il modello Albarella di eccellenza, di marketing, di tantissime cose, tantissime caratteristiche nella provincia di Rovigo, che dal punto di vista marketing qualche pecca ce l'ha? Assolutamente. Allora Albarella è un po' la ciliegina sulla torta, come si suol dire, però la torta è tutto il contesto che circonda Albarella. Qual è il contesto che circonda Albarella? È il parco del Delta del Po, e questa zona umida, la più bella d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, e solo percorrendo la strada per arrivare qua, ma in tutto il territorio, troviamo questo contesto bellissimo che sono queste valli, questi spazi lacustri, lagunari. Ecco, però per contro, senatore, abbiamo il problema della viabilità, nel senso che non ci sono grossi punti di collegamento con l'autostrada Padova-Bologna oppure non abbiamo una strada ferrata importante. Sappiamo che ci sono degli investimenti da questo punto di vista per congiungere Verona perlomeno con Chioggia, e dopo c'è la nota dolente della Romea. A Roma state facendo qualcosa per questo? Allora, mi ero preso un impegno in campagna elettorale, un impegno tra i tanti, appunto quanto dice lei, cioè il prolungamento della Traspolesana fino alla Romea. Magari riuscissimo ad arrivare già sino ad Adria, o meglio fino a quel punto che si trova tra il comune di Adria e il comune di Loreo, dove dovrebbe intersecarsi quella che è la Romea commerciale, cioè quella arteria stradale che collega Ravenna a Mestre, Venezia per capirci, fondamentale per lo sviluppo di tutto il territorio. Diventerebbe un incrocio da un punto di vista di scambi commerciali, del transito delle merci, decongestionando la Romea, che l'attuale diventerebbe turistica, per far sì che la commerciale consentisse nel tratto Ravenna-Venezia, che oggi ci vogliono 3 ore, se va bene, in un'ora di coprirlo. E con la Traspolesana, che porterebbe tutto il traffico del turismo veronese, una provincia importantissima, verso i nostri territori, ma così tutto un turismo europeo, nord europeo, che arriverebbe qui da noi. Bene, c'è molto da fare, l'impegno è massimo, ne ho già parlato con il Ministro, stiamo andando avanti, sono lavori che, progetti che hanno 40 anni di storia, spero di riuscire a realizzarli nei prossimi 4 anni e mezzo di governo che ci rimangono.